Questo è un estratto, quindi diciamo per esempio c'è un finale che naturalmente e lei l'ho trovato, perché mi sa che sono anch'io qua. C'è un finale che qua non appare chiaramente, ma il film adesso è stato iscritto a diversi festival, quindi noi non vogliamo in nessun modo danneggiare il percorso di questo lavoro e dunque abbiamo scelto di farvi vedere solo questo estratto che però insomma vi dà conto di come Roberta abbia voluto interpretare questa, che è anche un po' una distorsione dei nostri tempi, no? Questa forza a volte anche negativa o positiva, dipende, della comunicazione amplificata anche dalla rete, per esempio. Beh, diciamo che l'idea è nata proprio dalla necessità di rappresentare un fenomeno per cui in qualche modo io stessa, in quanto faccio parte comunque di una generazione, io ho 25 anni, la mia generazione, ma magari soprattutto anche le generazioni magari dei ragazzi più giovani di me, sono un po' protagonisti di questo fenomeno che poi io nel progetto che ho fatto giudicare all'Israele ho definito un turismo impulsivo e superficiale, l'ho definito così, poi ultimamente nei telegiornali, nei servizi, visto che stanno comunque parlando di questa tematica attualmente, quest'estate con le cascate di Ussassai che sono state chiuse per sovraffollamento, oppure anche Sì. con le Cinque Terre, diciamo che mi sono sentita in qualche modo protagonista e quindi ho sentito la necessità di parlarne come autodenuncia, se vogliamo, e anche come spunto di riflessione, in maniera per quanto possibile neutra, priva di giudizio, perché appunto, ripeto, ne ho fatto parte anch'io. È ironico tra l'altro pensare che tutto ciò è nato da una fotografia che io scattai a questa casa blu nel 2017. La casa c'è ancora, sì. La casa c'è ancora, sì, sì. Non l'abbiamo dipinta noi di blu, è così. Abbiamo dipinto gli interni di blu, però nasce così. E ho cercato di rappresentarne sia i lati positivi, che forse sono, diciamo, meglio sottolineati in questo estratto, sia poi successivamente nelle vicende ulteriori che accadono, i lati negativi. Quindi da una parte i social come un medium moderno, come veicolo di cultura, di memoria, di tradizioni, insomma un nuovo metodo di tramandare anche qualcosa che altrimenti si perderebbe. Dall'altra parte, nelle vicende successive, senza anticipare nulla, però comunque anche un qualcosa che ci porta all'egocentrismo di definire un luogo talmente tanto nostro che poi magari roviniamo tutto ciò che ci ha attratto all'inizio. Molto spesso quello che ci attrae all'inizio di un luogo, il silenzio, il mistero, è proprio quello che roviniamo per primo alla fine, proprio con i rumori nuovi che accadono, la vita che scorre, Sì, nuova, che invadente, in qualche diciamo. modo poi questo mutamento deprezza i luoghi, diciamo così. Sì. Allora, il film è stato realizzato, a parte con il finanziamento dell'istituto, anche con il supporto, diciamo, delle attrezzature, anche tecnico, diciamo così, del corso di laurea, no? Sì, sì, assolutamente è stato un intervento fondamentale. Io ricordo che tra l'altro lo scorso anno, quando tu frequentavi il laboratorio, ogni tanto c'era un gruppo che spariva. È tutto qua il gruppo, volevo dirlo per Esatto. salutarli ed era anche a loro il merito. È Esatto. tutto qua il gruppo. Però, Abbiamo insomma, usato un po' come scusa, mi no, vabbè, dispiace. però il fine è Però- stato più che nobile. Sì, comunque l'apporto della facoltà è stato assolutamente, del corso di produzione multimediale è stato assolutamente fondamentale. Dal punto di vista pratico, per appunto il prestito di tutta l'attrezzatura dell'università che sono riuscita ad utilizzare, ed è stato un grande aiuto anche a livello comunque economico, perché non sono cose che magari si danno per scontato, però anche questo serve. Ma oltre all'aiuto pratico che comunque è passato in secondo piano durante tutto il processo poi di creazione, di sviluppo e di realizzazione, in quanto ho avuto dalla mia parte il professor Floris, ma anche Andrea Lotta, ci tengo a nominare, che mi sono stati vicini dal momento in cui hanno saputo che il mio progetto aveva vinto il bando, sono stati disponibilissimi a chiarirmi qualsiasi dubbio che potete immaginare. Erano tantissime, è un'opera prima, io non avevo mai fatto nulla del genere, avevo dubbi di qualsiasi tipo, qualsiasi ambito, e sono stati veramente, mi hanno sostenuto, mi hanno dato fiducia, non era scontato, infatti per questo continuo a ringraziare
voi, l'ISRE, ma anche la Sardegna Film Commission che mi ha sostenuto, e Maurizio di Bibigula che è anche qua. Nessuno mi conosceva, nessuno conosceva il mio operato, diciamo così, e nessuno aveva la garanzia. Abbiamo tutti scommesso su di te. Esatto, quindi grazie, prima di tutto. Bene. Antioco, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, due cose che ritengo importanti. Una, noi come corso di laurea abbiamo fatto una delibera di consiglio per cui ufficialmente tutti i progetti che vengono presentati per Avisa hanno il supporto del corso di laurea e il know-how del corso di laurea, che significa che mettiamo a disposizione la tecnologia e anche l'esperienza che noi abbiamo, che non è un'esperienza legata a dire come si fa il lavoro. Quando noi abbiamo fatto le riflessioni sul lavoro di Roberta, il mio era il ruolo del rompiscatole, cioè era quello di dire quello non funziona, quello non funziona, quello non funziona. Ogni tanto dicevo anche no, quello va bene, per non demoralizzarla, però essenzialmente questo è quello che io faccio. Siamo in due come nelle barzellette dei carabinieri, cioè io faccio il cattivo e Andrea Lotta fa il buono, però poi in realtà noi cerchiamo di dare degli stimoli. Per esempio importante, una cosa a cui credo molto, è che quando è stato costruito un po' il cast e la troupe, l'idea il suggerimento di lavorare con figure come Maurizio Abis, che è il direttore della fotografia, ma non solo il direttore della fotografia, anche quello che ha gestito la macchina delle riprese, di una persona che conosce i processi formativi e che quindi, pur essendo esperta, non sta a schiacciare il giovane e che quindi permette al giovane di crescere, perché poi il problema grosso è quando tu lavori e sei un esperto, lavori con uno bravo, ti ammazza, e quindi invece devi anche imparare, avere la capacità di imparare dagli errori, e su questo Maurizio è una persona che ha dimostrato di essere di una pazienza straordinaria e va ringraziato. L'altra cosa, e ci tengo a sottolinearlo per riallacciarmi a quello che ha detto Salvatore Mereu in chiusura del suo intervento, il cortometraggio Il mare è stato un qualcosa che è iniziato qualcos'altro. Ecco, il gruppo che ha fatto L'Occhio di San Salvatore è un gruppo che si è formato in un laboratorio con Salvatore Mereu, è il gruppo che ha lavorato su Bentu, è un gruppo che su Bentu si è spaccata le ossa, perché era un laboratorio che è partito con l'idea di fare un breve cortometraggio con un lavoro di circa una settimana, 10 giorni, sono rimasti 5 settimane sul set, hanno pensato il film, hanno lavorato sulla sceneggiatura, hanno fatto il casting, le location, scelto le location, e dopo tutto il lavoro fino al montaggio e alla distribuzione. Quindi è stato veramente un processo molto molto lungo, e credo che il gruppo debba molto a questa esperienza. E quindi da questo punto di vista, insomma, siamo un po' debitori di quello che è nato con Bentu, e anche con le scommesse che si riesce a fare in questi anni con strutture produttive che ci credono, perché poi è chiaro che se tu non hai figure che credono a questo, e quindi Elisabetta, grazie per quello che riusciamo a fare insieme, quello che le vostre scommesse assieme a noi, che sono risultati importanti. Assolutamente. Dal canto mio io posso dire che facevo parte della commissione che ha giudicato il tuo lavoro, e dopo averlo visto per intero, ovviamente, devo dire insomma che sei riuscita a restituire il senso proprio di quel progetto in maniera, secondo me, esemplare. Grazie. Quindi... Io ho provato a dire quello che volevo dire nella maniera più efficace possibile, ma devo dire la verità, volevo sottolinearlo, a prescindere da quello che poi ne sarà di questo. Vi devo ringraziare per l'occasione che mi avete dato, perché comunque non è scontato avere, direi anche il privilegio di poter raccontare una storia con i propri occhi, con le proprie parole, con la propria visione. Certo. E avere questa fiducia, quindi grazie. Grazie a te. Bene, allora adesso un applauso intanto a tutto il gruppo. Anche a loro, che sono... Ci fermiamo, anche perché sono le 2:45, facciamo una pausa a pranzo, ci ritroviamo qui alle 16
Iniziamo la sessione pomeridiana con una interessantissima relazione di Diego Pani, che darà una lettura molto originale, devo dire, attraverso il sonoro del film Tempus de Baristas, di cui tanto abbiamo parlato finora. A più tardi. Arrivederci, grazie.